l'Italia è il paese della cultura, l'Italia è il paese delle opere d'arte, l'Italia è il paese della moda, l'Italia è il paese del buon gusto. Poi tu arrivi a casa, ti metti davanti al televisore già in attesa del telegiornale Zio Porco stampato, dove senti delle notizie che ti gelano il sangue, ma prima c'è la pubblicità. Allora prima di mangiare a ora di cena c'è la pubblicità di quello che ci ha prurito la vagina deve usare il Vagisil, quell'altro che ha problemi di dissenteria e quindi di incontinenza per il pannolone o non il pannolone, quell'altro che ha le gengive che gli sanguinano, Zio Porco vampirato, quell'altro che ha problemi di incontinenza, cletere intera che casca. Oh, me posso capire che un direttore artistico Zio Porco annunciato possa anche mettere la pubblicità quando vuole, ma prima di cena tutte queste porcate, poi non parliamo degli odori in bagno, i cattivi odori, se vuoi caffè, un calvalcesso, menga la bagna dal giulati, quindi l'odore viene per forza, ma premezzaina, spol, menga sentito che brutti putanelli che Zio Porco vigliac.